Partiamo dalla pasta violada. Questa pasta violada in particolare è una modifica che facciamo noi a casa, perché ci siamo accorti che è più semplice da lavorare e anche la resa è migliore. Quindi utilizzeremo 300 grammi di farina di rimacinata di grano duro, 200 grammi di farina 00 e 50 grammi di strutto. Quindi cominciamo con questo, facciamo una sabbia, lavoriamo tutto insieme e poi aggiungeremo l'acqua. L'acqua tipicamente qua è circa un bicchiere, l'acqua la scaldate un pochino, deve essere tiepida, non bollente, altrimenti vi bruciate. Allora cominciamo così, realizzando la sabbia, è abbastanza semplice in realtà, vedete? Lavorate lo strutto insieme alle due farine e rendete tutto omogeneo. Abbiamo realizzato la nostra sabbia, quindi andiamo ad aggiungere l'acqua. Poi chiaramente verificate, perché può essere che ne serva un po' di meno o un po' di più, dipende dal livello di assorbimento delle farine. Adesso così come vedete qua cominciamo a lavorare e incorporiamo. Poi piano piano vedete se è necessario aggiungerne oppure no. Deve diventare un panetto liscio e omogeneo. È abbastanza morbido come panetto, non deve essere troppo duro, altrimenti poi per tirarlo sarà un problema. Allora io ho dovuto aggiungere un altro pochettino d'acqua, ma la consistenza adesso è giusta, vedete? Adesso chiaramente va lavorata questa, però deve essere così, vedete, morbida. Non deve essere troppo duro l'impasto. Riguardo alla lavorazione, fate così. Tirate così e spingete in questo modo, ok? Così e così, ripiegate, in pratica riportate questo pezzo verso l'interno e poi schiacciate con il palmo e andate avanti così. Vedrete che si lavora molto bene, è un po' simile alla lavorazione del pane. Allora, la pasta è pronta, diciamo che va lavorata un 8-10 minuti e questo è il risultato, vedete? È così. Ora pellicola trasparente e ci occupiamo del ripieno. Qui ne ho avanzato di impasto che abbiamo utilizzato per delle tilikas e quindi utilizzeremo anche questo chiaramente, però questo è realizzato con la sapa. Invece noi adesso andremo a realizzare con il miele, quindi il procedimento è lo stesso, però si usa il miele invece della sapa. Questo in particolare è miele di sulla. Quindi come vi ho detto partiamo dal miele, sono in questo caso 270 grammi, voi utilizzate un 250-260 grammi, vanno bene. Poi serve dell'acqua che andiamo ad aggiungere. Allora abbiamo aggiunto un bicchiere e mezzo d'acqua precisamente e quindi andiamo sul fuoco e facciamo sciogliere a fiamma dolce. Intanto qua abbiamo ricavato la scorza di un limone biologico, mettetene abbondante. Qua pesiamo 75 grammi di semola fine, vedete? Di questa, ok? Allora qui cominciamo con la fiamma bassa, vedete? Dobbiamo far sciogliere tutto quanto il nostro miele in modo che sia una cosa uniforme con l'acqua. Poi andremo ad aggiungere, vedete qua abbiamo la linea già pronta, il limone e la semola e poi chiaramente mancano le mandorle. Le mandorle che sono circa 500 grammi. Chiaramente queste fate mandorle fresche e le macinate voi, non devono essere mandorle tostate. Ma qua c'è una nostra variante, noi utilizziamo metà circa di mandorle con la buccia anche, quindi grattugiate così con tutta la buccia e verrà quindi leggermente più scuro, e poi aggiungeremo anche delle mandorle invece sgusciate, spellate, quindi queste saranno un po' più chiare. Secondo me viene un po' meglio così, il sapore è un po' più particolare. Allora, intanto questo deve essere portato al bollore. Quando arriverà al bollore cominceremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Allora, come vedete la quantità di mandorle è importante. Allora, la quantità di acqua, se utilizzare la quantità di bicchiere vi preoccupa, è circa 220 grammi. Quindi volendo potete utilizzare proprio una dose precisa. Allora, iniziamo ad aggiungere la scorza del limone. Così. Poi se avete mai fatto la pasta choux, diciamo che quello che dovete ottenere è simile. Sapete quando andate a passare la farina in padella e si deve staccare dai bordi della pentola, insomma, e il principio è lo stesso. Dovete continuare a lavorare finché vedete che l'impasto diventa plastico e si stacca dai bordi, quindi non è una cosa così complicata in realtà. Allora, noi qui abbiamo aggiunto la scorza del limone, ma molti preferiscono quella d'arancia, quindi vedete un po' voi, è un po' una questione personale. Beh sì, dai, sì, comincia ad aggiungere. Allora, aggiungiamo la semola,
così, e girate in modo da non creare dei grumi. Piano piano, vedete? Anche questo non è complicato. Aggiungiamo le mandorle, poco dopo la semola, e adesso continuiamo a lavorare con il mestolo. Così facciamo incorporare tutto con pazienza, e qua diventa molto denso, Allora vi faccio vedere un po', vedete com'è la consistenza, quindi non vi spaventate, guardate un po' come comincia già a staccarsi, vedete dal fondo? Quindi la fate andare così per qualche minuto ed è pronta. Dovete semplicemente farla asciugare adesso. Guardate qua, mi faccio aiutare dalla mia assistente, vedete? Guardate qui, vedete com'è la consistenza? Si stacca facilmente dai bordi, quindi ci siamo. La facciamo andare ancora 30 secondi ed è fatta. Vedete come è scesa facilmente dal pentolino? Ok, questo è il nostro impasto. Adesso lo distribuiamo in un piatto ampio in modo che raffreddi più in fretta e lo mettiamo da parte e ci occupiamo della nostra pasta, che andrà a questo punto stesa per realizzare i nostri dolcetti. Per facilitarvi le cose, mettete l'impasto così tra due fogli di carta forno, non mettetelo sul tavolo che ve lo brucia, e con un mattarello andiamo a ricavare il nostro spessore. Io direi un 6-8 mm di spessore, e poi ricaveremo le forme. Abbiamo messo da parte una certa quantità che utilizzeremo per delle tilicas classiche, mentre il nostro impasto qua è steso con gli spessori, come vedete, ed è circa quello spessore che vi ho detto. Adesso andiamo a ricavare le forme. Allora, tipicamente questi sono a forma di cuore o di rombo, che sono le forme più classiche che si utilizzano nella pasticceria sarda. Allora, lasciatela raffreddare un pochino la pasta, così prende anche più consistenza. Io lo sto facendo già che sono ancora tiepidi e secondo me dovrebbe raffreddare un po' di più. Però comunque questo è quello che dovete ottenere. Vedete? Dovete scorporare le forme. È una cosa alla Squid Game, in pratica. Bene, dedichiamoci alla stesura di questa pasta. Allora, qua sul piano di lavoro non andate ad aggiungere farina perché si seccherebbe la pasta. Questa comunque ha lo strutto, quindi tranquilli, non si appiccica così tanto. Eventualmente se si dovesse un po' attaccare, utilizzate una spatola e la staccate facilmente, insomma. Faccio vedere un po', guardate un po' la pasta. Tanto adesso come la muove, vi rendete conto come si stacca dal banco, vedete? Guardate, è una pasta semplice da lavorare. Preparatevi una teglia foderata con carta forno, così. Ricaviamo dei rettangoli all'inizio, quindi ci vorranno 2 rettangoli per ogni formina che andremo a realizzare, vedete? Quindi qua andremo a disporre il nostro cuoricino. Adesso chiaramente organizzatevi bene lo spazio, altrimenti poi sarà un po' un casino lavorarci. Questo è l'altro, lo spostiamo un po' più avanti. Ok, sì, infatti è bella elastica, quello è lo strutto che facilita. Ok, quindi sottile, questa deve essere tirata sottile. Allora, per quanto riguarda poi la decorazione, se volete fare un foro centrale come cercheremo di fare noi, fatelo prima di posizionarlo sull'impasto, altrimenti sarà molto difficoltoso. Iniziamo a posizionare un cuoricino al centro, così, e poi occupiamoci dell'altra sfoglia. Ti rendi conto questo? È molto complicato. No, questo non lo puoi fare, è troppo grande. E io ci voglio provare. Ora, questa è la parte di su e l'abbiamo stesa sulla carta forno perché così sarà più facile rigirarla senza rovinare il disegno. Andiamo a ricavare quindi le forme che vogliamo che appaiano sopra il nostro cuoricino e poi andremo a depositarlo sul cuore. Allora, per ricavare le forme utilizzeremo di questi, quindi cuoricini che vedete è circa un dito, sono piccolini. Se ne possono fare solo 2? Sì, 2 o 3 al massimo, non di più. Allora, posizionando così la forma del cuore sopra, senza fare pressione chiaramente, giusto per darci un'idea di come deve essere il disegno, vedete? E adesso andiamo a depositare questa forma lì su, quindi capovolgendo, occhio. Allora, vedete, abbiamo spostato, adesso dobbiamo definire il cuoricino e poi ricavare la forma. Tanto potete usare anche una spatola, noi usiamo questa forchetta perché è tonda e non va a lasciare troppi segni sulla pasta. Sa cosa usano? Allora, adesso potete utilizzare anche le dita, semplicemente così. Attenzione, le unghie chiaramente perché andate a lasciare i segni. Adesso con la nostra rotella decorata andremo a ricavare la forma. Aspetta un po'. Sì, allora adesso con i rebbi della forchetta andiamo a formare questi segni che renderanno già la decorazione avanzata. Vedete?
Poi quando andremo a ricavare sarà un po' come, saprete, il Sacro Cuore, è un po' quell'effetto. Vedete? Come dei raggi che vengono fuori. Poi chiaramente con il ritaglio si andrà a definire tutto. Ok, allora adesso con questa andiamo a seguire il contorno, vedete? Così. Allora, questo è il risultato iniziale, poi va ancora decorata questo, però avete capito un po' com'è il principio. Poi la decorazione è una questione un po' personale, quindi dovete anche vedere voi come preferite farli. Adesso noi andremo ad aggiungere dei fiori, delle foglie, delle palline colorate o argentate, insomma, bisogna decorarlo un bel po'. Ma questo chiaramente è solo per darvi un'idea. Ma la decorazione deve essere una cosa molto personale, ogni famiglia li fa in modo diverso, quindi considerate anche questa cosa. Ci vuole parecchio tempo, non vi dico bugie, è un lavoro lungo e certosino, quindi se non avete pazienza non è la ricetta che fa per voi. Cosa non da sottovalutare: per staccarlo dal banco utilizzate una di queste, bella affilata, e la fate muovere così avanti e indietro lentamente finché non si staccherà, oppure lavorate direttamente sulla carta forno, però lavorare sulla carta forno è un po' impegnativo perché scivola ed è un disastro. Va bene per la parte superiore, ma per lavorare tutto così è molto difficoltoso, quindi pazienza, ci vuole pazienza, ecco, ve l'ho detto che ci vuole pazienza. Qua ci stiamo sbizzarrendo con le forme e con le decorazioni, vedete qua c'è la pinzetta che lavora di fianco. Diciamo che per fare questi tre ci abbiamo messo quasi un'ora, quindi ci vuole tempo. Questa l'abbiamo voluta fare così, romboidale, perché è una forma classica comunque che ricorda quella dei Pavasinos, e poi qua abbiamo anche delle Tilicas, stesso impasto, stesso ripieno, quindi come vedete si possono fare due dolci, uno un po' più stentoso si dice in sardo, cioè che richiede molto più tempo, però il risultato è apprezzabile. Guardate quanto sono carine anche queste. Bene, allora i primi chiaramente vi verranno un po' più complicati da fare, ma poi ci prenderete la mano e vedrete che andrete anche più in fretta. Questi adesso vanno infornati a 160 gradi, calore dal basso e ventilato, per una ventina di minuti, perché in effetti qua c'è poco da cuocere, questi devono soltanto asciugarsi in forno. Allora, eccoli qui, sono appena usciti dal forno, come vedete devono cuocere asciugando più che altro, ma non devono dorare, mi raccomando, questi devono rimanere di un bianco abbastanza candido. Se trovate tra l'altro la farina che si chiama granito, quel tipo di farina molto bianca, va anche meglio per questo tipo di lavorazione. Io ho usato la semola per farlo un po' tradizionale, vedete che qua un pochino stava già cominciando a dorare. Qui io ho cotto 16 minuti, quindi seguiteli con attenzione perché devono rimanere di questa colorazione, è importante. Ed eccoli qua, nel loro vassoietto da servizio. Cosa ne pensate? Questi sono quelli con la sapa e sono un po' più scuri, mentre questi qui sono quelli con il miele e come vedete il colore cambia parecchio. Però sono entrambi molto carini secondo me. Qua la decorazione si apprezza più da vicino. Sono dei dolci molto particolari, quelli che si definiscono dolci gioiello e fanno parte della tradizione sarda da sempre. Non è che siano proprio difficilissimi da realizzare, ma ci vuole veramente tanta pazienza. Sì, ci vuole tempo e dedizione.